diciamo, i saluti di ospitalità. Intanto diciamo, mi dispiace perché questa discussione avrei potuto, diciamo, prepararla meglio, per cui un po' chiedo scusa, diciamo, tra fare i saluti di ringraziamento, però penso, diciamo, che appunto, come diceva Peppino, serve illuminare, diciamo, la memoria. È quello che anche abbiamo voluto fare l'altro giorno quando c'è stato il seminario qui dal piano Bordi in poi, quello che è successo in questa città, diciamo, qual è stato proprio il bombardamento della memoria, diciamo, e quali netti ci sono tra la devastazione della memoria e l'annullamento, diciamo, della percezione dei beni comuni e di quello, diciamo, che si potrebbe attingere. In questo senso, diciamo, penso che volevo anche ringraziare, diciamo, l'esperienza, diciamo, di Termevita, perché penso, diciamo, che sia uno stimolo interessante quello appunto di cercare, diciamo, nelle pieghe anche di quello che è avvenuto in passato, diciamo, qualche traccia utile per rinominare, diciamo, la grammatica proprio dell'approccio, diciamo, ai voti e al fatto che forse appunto un'alternativa tra l'accentramento statuale o l'impossessamento proprietario individualistico non solo, diciamo, è da inventare, ma è anche da, cioè, inventare nel senso, come dire, etimologico del termine, anche andando a scoprirne le tracce, diciamo, in quello che è stato. Quindi in questo senso penso che sia una riflessione utile, poi più che, diciamo, non dico nulla di quello che è la nostra esperienza, penso, diciamo, che è tutto implicito in quello che ci ha spinto a incontrarci e fare questa discussione, quello che potrei dire sul nostro approccio ai beni comuni, alla lotta del teatro insieme e tutte le altre cose. Più che altro però mi sembra interessante, diciamo, per dare un risvolto il più possibile appunto concreto, incarnato a questa discussione, era invece chiedervi a tutti quelli, diciamo, che sapete visto di me, in che modo potremmo relativamente a Messina eventualmente fare una ricerca più cioè lui parlava appunto della fiera, di questi luoghi, cioè volevo capire come si fa a capire quelli che erano chiusi chimici, se è possibile risalirci, se è stato tutto, come dire, tutto destrutturato questo patrimonio è scomparso, no? Se si potrebbe, diciamo, se sono luoghi nei quali è possibile reperire notizie utili. Che reperto di Pechino è già non ho visto, lo so. No, diciamo così, l'intento è stato quello di partire dalla prima occupazione, no? dalla fiera, dalla cosiddetta passerella. E già lì, mi ricordo un bellissimo incontro a Rivera a Mare, ho raccontato, perché appunto poi oppure racconta storie, no? Ho raccontato di quest'area che lui ha appunto illustrato qua molto bene. Sì. Oh, questi sono i pannelli dell'aria. Sì. Qua si vede, no, da queste bellissime immagini si capisce immediatamente qual era l'uso, ma l'uso pubblico, non l'uso civico, perché io finora, ad esempio, lo giusto passeggiando non l'ho mai trovato, nel senso che se noi guardiamo molto da vicino questa immagine, vediamo della gente che passeggia fuori dal Forte Real Basso. Il Forte Real Basso è quello che chiude da un lato la palazzata e dall'altro lato il circuito delle mura del Cinquecento. E naturalmente il forte, essendo armato di cannoni, ha bisogno di uno spazio vuoto davanti. Basta pensare al fatto che quando nel 1680 si costruisce la cittadella qui sulla zona falcata, questo quartiere dove siamo noi ora venne raso al suolo, era il quartiere di Terranova, furono raso al suolo case, chiese, recinzioni di giardini, di orti, eccetera. No, fu tutto raso al suolo perché i cannoni dovevano avere spazio libero. Allora, qua si vede benissimo, no? C'è il forte e qua c'è lo spazio libero. Lo spazio libero si colloca davanti a una chiesa, che è la chiesa della Madonna di Portosalvo. Una chiesa che era stata tenuta fino al 1620
dalla confraternita dei marinai, e questa confraternita aveva tra i suoi compiti quello di festeggiare la Madonna di Portosalvo il 4 luglio. Il 4 luglio, tra i tanti festeggiamenti, c'erano due pali. C'era il palio di mare, che ancora oggi si fa. Quando fanno la gara con le barche, c'è quello che si chiama palio, che è il palio di mare. E poi c'era il palio di terra, era la Costa dei Cavalli. Costa dei Cavalli che è lì. Infatti per loro io non il quartiere di Chiostra si mantiene questa tradizione cinquecentesca, e naturalmente dove la fanno? Dove ci sono spazi liberi, quindi sulla litorale. Ma infatti vedevo che uno di questi mini nel sport, c'è uno con dei Qui si vedono i cavalli, qui si vedono i cavalli nella Tra strada. l'altro Elina ci potrebbe spiegare che si facevano i balli le corse non solo con i cavalli, ma anche con muli, asini, anche a Malta si facevano le corse con gli asini, insomma tutti gli animali venivano utilizzati per fare la corsa. Per fare la corsa ovviamente c'è bisogno di uno spazio libero, e lo spazio libero è questo qua da corsa. Questo spazio veniva usato appunto pubblicamente, veniva usato dai pescatori per tirarci le barche su, per farci la sciabica, no? Per tirare la sciabica, veniva usato per passeggiare, per coppie che all'indomani volevano baciarsi in questa pace, c'è un uso pubblico di quest'area. Che è diretto dall'uso civico, appunto, perché questo non è sancito da nulla, mentre nel caso di Terme Iniziatore hanno avuto la fortuna di aggrapparsi a una lapide, e quella è il documento, perché se c'è una lapide che dice il re Filippo IV di Spagna concede agli abitanti di questa zona di avere questo diritto di tenere la parola in questi giorni dell'anno, quello è sancito, no? C'è un documento, non è di carta, è di marmo, è di pietra, però è sancito, c'è un documento. Nel nostro caso i documenti che cosa sarebbero da riprendere qua e là da alcuni cronisti come Caio Domenico Gallo, Bonfiglio e Costanzo, Placido Reina, Placido Santeri, che così vi dico tutti, Giuseppe Cuneo. Santeri è lo stesso delle chiese della iconologia, della Vergine Maria Madre della Lettera. Anche lui parla di questa festa e parla anche, se mi permettete un piccolo inciso, del grande orgoglio della confraternita dei marinai. Questi marinai messinesi, durante tutta l'età moderna, furono talmente orgogliosi da costruirsi una nave, un vascelluzzo, d'argento, e hanno preteso il diritto di portarlo loro dalla loro chiesa, dove ancora oggi viene tenuto, la chiesa dei marinai, alla cattedrale, sull'occasione della festa del Corpus Domini, ma non di darlo al vescovo. Infatti c'è una bellissima processione, dopo la processione ufficiale del Corpus Domini, c'è la processione di ritorno del vascelluzzo dentro la chiesa dei marinai. Quindi, come si può dire, è un'area che ha i miei occhi così come io c'ero, quando ho visto costruire il vascelluzzo, quindi è un'area, come si può dire, di grande orgoglio cittadino, orgoglio anche di rapporto col mare, legame col mare, insomma in quel vascelluzzo c'è una storia che lei ha scritto, poi magari ve la leggete, si chiama Holy Ship.